14 dicembre, dicembrina cervignanese, e come al solito sotto l'insegna di Giove Pluvio, che però non scoraggia i più valorosi marciatori del territorio. La marcia di 6, 12 e 21 km che si snoda lungo il territorio di Cervignano e dei comuni limitrofi, storicamente organizzata dal gruppo Marciatori Cervignanese, marcia riconosciuta da FIAPS, che fa toccare tutti i luoghi di maggiore importanza di Cervignano. Come assessore allo sport vi invito a fare con me un giro per vedere i percorsi e soprattutto per conoscere il nostro territorio. Dentro il giardino di Villa Chiozza, nel primo punto di ristoro della marcia, con Giovanni Battista, uno dei veterani, Giovanni Battista Grillo, uno dei veterani della marcia friulana. Giovanni Battista, Cervignano, la dicembrina, sempre sotto la pioggia, però nonostante tutto un gran bel percorso. No, guarda, quel percorso di adesso agli ultimi tempi qua è bellissimo, no? Prima si aveva altri percorsi, perché io in pratica ne avrò fatte quasi tutte. No, qua. Sì. Ok, Giovanni, mi dicevano che tu sei uno degli ottantenni che più ha corso la Firenze-Faenza, giusto? Sì, Firenze-Faenza l'ho fatta per 30 volte, cominciata a 48 anni e finita a 77 anni. Alla faccia. E oggi io ti ho chiesto quale farai, e sicuramente farai quella del 21 km. 21 km, sì, esatto, 21 km. Allora, quindi chilometri percorsi nella vita, mai fatto il conto? 60.000 km. Beh, poi parliamo delle macchine, altro che, ecco qui un grande veterano, una grande passione. Beppe Picchione, detto il Furlan di Cividale. Domenica ho fatto 1700 presenze, domenica. Ok. 1701. A Cervignano per l'ennesima volta, quante volte? Una volta. 70 maratone, Polo Nord, Polo Sud, il Sahara, il Kenya, l'Himalaya, un marciatore di lunga gittata. Per cui per te questa passeggiata di 21 km è solo... Questo è un trio importante. Ecco qui abbiamo fatto un trio di grandi chilometri. Allora, Luciano? Sì, sempre da 40 anni che corremo. Facciamo un conto dei chilometri in complessivo, 60.000 in tutta la vita. 200.000 perché te hai la mente. Sì. Chilometri totali 42. Sì. Fanno 300.000 in tre. Sì. Mamma mia.
ponte sul fiume Ausa rappresenta un po' la storia, è un riassunto della storia di Cervignano, nel senso che è il ponte di ferro realizzato a Praga, in una fonderia di Praga, che ricorda ai cervignanesi il loro passato di confine sulle sponde del fiume Ausa, tra il Regno d'Italia e l'impero asburgico. Accanto al ponte di ferro il piazzale del porto, dove nel 1914 echeggiò la prima cannonata, era la prima di moltissime cannonate della prima guerra mondiale. Ricordiamo semplicemente che per la sua natura di luogo di confine, il ponte fu attraversato proprio durante la prima guerra mondiale dai bersaglieri che entravano il 24 maggio in Cervignano. Il fiume ha rappresentato per Cervignano una via di sviluppo e di sviluppo forte. Nel passato, fin dall'epoca romana, era un modo per viaggiare in maniera sicura nell'entroterra e commercializzare e portare prodotti agricoli verso altre località o per ricevere mercanzie, ma soprattutto è tra il 1800 e il 1900 che il porto fiorisce e diventa un luogo di commercio per tutta la bassa Friulana, un luogo di scambi e di commercio per tutta la bassa friulana. Decembrina cervignanese, 24esima edizione. Innanzitutto un grandissimo applauso al gruppo Marciatori di Cervignano che ha organizzato questo splendido evento sportivo. A 17 anni, pensate solamente, ha esordito in nazionale 2 coppe del mondo, che non sono veramente poca cosa, e poi nel 1994 ha partecipato ai Giochi Olimpici invernali di Lillehammer in Norvegia, ed è questo un record mondiale, un onore per il nostro Friuli Venezia Giulia. Pensate, 2 medaglie d'oro, 2 argenti e un bronzo in sole 5 gare, quindi è un mito, Manuela Di Centa, l'orgoglio, perché uno è per la TV. Uno per la stampa, uno per la TV. Io ho un abbraccio, un saluto, una condivisione di questo momento di sport che è parte della mia vita, come è parte della mia vita anche il sentir bisogno di essere vicino a chi ha bisogno. E con Armando e con Diego, nella loro diversità di espressione, di solidarietà e di bisogno di stare con le persone, nella grande professionalità chiaramente, soprattutto per la Croce Verde, ma anche per Armando, ho voluto essere con voi e condividere questo momento dove attraverso lo sport ci ritroviamo per condividere i nostri valori, il nostro modo semplice di essere insieme e di cercare di migliorarci attraverso le semplici cose. Per cui per me è un onore essere qui, essere insieme a voi. Tanti ovviamente non vi conosco, ma qui a Cervignano, caro sindaco, te l'ho appena detto, ho tanti amici, mi trovo bene e quindi vengo sempre volentieri. Bravo. Consegna Umberto Brini, Emanuela Di Centa. Allora, un piccolo ricordo dei simboli della nostra manifestazione è il quarantennale, perché quest'anno la Fiat ha festeggiato 40 anni e io a nome del Presidente nazionale e del Presidente internazionale della IVV appunto porgo questi omaggi. È proprio vero, un grande campione dello sport non è tale se non è dotato anche di una grande umanità, e dalle parole di Manuela, insomma, lo abbiamo sentito che questo
che questa base c'è ed è una base che io credo sia importante, diciamo decisiva, oltre che le capacità tecniche, per arrivare lontano nella vita. Lei è arrivata lontano nella vita nello sport, poi ha percorso anche con soddisfazione un'altra carriera, chissà che a me nel futuro non riesco a fare qualcosa nello sport. Potrebbe essere, ci pensiamo magari, ci pensiamo.